Allora, velocissimamente, grazie a tutti voi, perché è veramente bellissimo arrivare a vedere un colpo d'occhio così, un sacco di persone che sono contente del cambiamento, ma questo cambiamento l'abbiamo fatto veramente grazie a tutti quanti noi. Facciamoci un applauso. Oggi, allora, la definizione della giornata di oggi è una giornata storica. Fino a poco tempo fa, se pensavamo di liberare Treviso dalla Lega, magari ridavamo. Adesso è una cosa vera. Cioè, l'entusiasmo è fortissimo, io lo sento molto forte dentro di me. Non so quante mani ho stretto, penso di aver fatto il record del mondo oggi. Ma l'entusiasmo che abbiamo è veramente una cosa bellissima che ci fa ben sperare finalmente per una città diversa. Oggi ci godiamo questo grandissimo risultato che va oltre Treviso, c'è un interesse un po' da parte di tutti, ci siamo liberati veramente di 20 anni di immobilismo. Allora, adesso continuiamo a festeggiare, è stata una vittoria che è nata dal basso, è nata dalla partecipazione di tutti. Abbiamo avuto una coalizione che ha lavorato benissimo, una coalizione coesa, 160 candidati che veramente hanno battuto palmo a palmo Treviso, hanno incontrato persone, ci hanno messo la faccia in una bella faccia. Facciamo un complimento, un grande applauso a tutti quanti. Allora, io credo poco, anzi non credo per nulla ai cambiamenti imposti da una persona soltanto. Penso che sia stato veramente un vento che stava cambiando, siamo riusciti a intercettarlo, siamo riusciti a interpretare questa voglia di cambiamento di Treviso. Adesso però a questo entusiasmo corrispondono delle forti responsabilità. Oggi festeggiamo, però penso che già da domani dobbiamo incominciare a tradurre tutto questo entusiasmo in qualcosa di concreto. Dobbiamo tradurre questo entusiasmo veramente in una forte discontinuità con l'amministrazione che ci ha governato fino a ieri, e quindi dobbiamo fare tutte le cose che abbiamo detto: un'amministrazione partecipata, un'amministrazione vicino alle persone, capace di ascoltare e di decidere avendo ascoltato, una città solidale che non lascia indietro nessuno, una città che punta sulla cultura per fare sviluppo, una cosa rivoluzionaria quindi